Alessandro Di Battista si guadagna da vivere come deputato del Movimento 5 Stelle. È famoso per essere il grillino con più richieste di interviste in televisione. Il suo peggiore nemico è Laura Boldrini, che sull'immigrazione si comporta da ipocrita. Buonasera Di Battista e benvenuto alla Gabbia. Qual è la posizione del Movimento 5 Stelle rispetto al controllo, più che le politiche di gestione della migrazione, il controllo delle frontiere, per esempio? Dopo entreremo invece nel discorso dell'immigrazione. Non è stato raccontato negli ultimi mesi, perché poi la stampa è altra responsabile di vari disastri qui in Italia. Il Movimento 5 Stelle ha fatto approvare una mozione in Parlamento, a prima firma mio collega Maglio Di Stefano, chiedendo in sostanza due cose: la divisione delle quote di rifugiati per i paesi d'Europa e la strutturazione di agenzie che operano direttamente nei paesi in loco, tra cui la Libia, che è il paese che più ci sta vicino, per valutare esattamente chi ha diritto di asilo in Italia e chi no. Chi ha diritto va accolto, chi non ha diritto non può venire. Questo si tratta. Dopo entreremo nel merito anche di quello che lei sta dicendo, ma brevemente le domando: è una tragedia, una sciagura, oppure ci sono delle responsabilità politiche precise, istituzionali? Io qualche giorno fa in Parlamento mi sono, scusate il termine, avvelenato, perché esiste una quota, si chiama quota legge della maggioranza. La maggioranza, chiaramente il Partito Democratico, ha una quota di leggi che può portare in discussione in aula. E in questo mese, per questo mese, il Partito Democratico ha scelto come priorità del Paese una legge per istituire una giornata della memoria per le vittime dell'immigrazione. Questo 3 giorni fa. Io 3 giorni fa ho denunciato ancora una volta l'inadeguatezza del ministro Alfano, che è responsabile di una serie di schifezze qui in Italia, per cui nessuno mi può dare dello sciacallo, perché sono anni, ormai 2 anni, che chiediamo le dimissioni di un ministro indecoroso, indegno, anche con una moglie che ha vari conflitti di interesse con la pubblica amministrazione, che ha commesso una serie di sciagure incredibili, indicibili, quindi merita di andarsene a casa e di vergognarsi. Il concetto è: ti danno dello sciacallo dopo tragedie del genere, che sono tragedie evidentemente, sono 700 morti, ma dei responsabili ci sono anche i responsabili, coloro che hanno destituito violentemente la Libia da un dittatore. Era un dittatore, Gheddafi, per l'amor di Dio, ma baciava le mani di Berlusconi e stringeva le mani di Napolitano, e è stato soprattutto l'ex presidente Napolitano a spingere per andare a bombardare la Libia, a supportare gli Stati Uniti e la Francia e andare contro l'interesse nazionale. E voglio anche mettere a fuoco quello che lei ha appena detto. Noi ci vediamo tra poco con Alessandro Di Battista e continueremo a parlare dell'immigrazione e del fatto che è accaduto purtroppo nel Mar Mediterraneo con 700 morti. A tra poco con Alessandro Di Battista.